Signore e signori, buonasera. Vi do il benvenuto in mia funzione di presidente dell'Associazione Biblioteca Austriaca che propone questo evento in collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell'Università degli Studi di Udine e il Forum Austriaco di Cultura a Milano. È un piacere vedervi anche stavolta così numerosi in quest'aula virtuale per la seconda serata del nostro ciclo di conferenze autunnale dal titolo Paul Celan e 100 anni di poesia. Con questa serata vogliamo ricordare e festeggiare il centenario della nascita del poeta bucovino assieme con il nostro ospite, l'attore Paolo Fagiolo, che reciterà alcune delle poesie più famose di Celan. Buonasera Paolo Fagiolo. Ho il piacere di presentarvi brevemente il nostro ospite. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera Paolo, è un piacere e ho il piacere di presentarvi brevemente il nostro ospite. Paolo Fagiolo è attore di teatro e cinema, impegnato nella ricerca di nuove modalità comunicative ed espressive del teatro. Si è diplomato presso la Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine e poi ha completato la sua formazione d'attore presso l'Accademia Nazionale d'Arte di Minsk. È professionista dal 1996, ha lavorato in teatro e cinema sia in produzioni tradizionali che di innovazione con registi italiani e stranieri, fra cui vorrei menzionare soltanto alcuni: Cesare Lievi, Rita Maffei, Vittorio Gassman, Gabriele Vaccis, Giuseppe Emiliani, Giuseppe Bevilacqua e così via. Il nostro ospite è interessato all'evoluzione delle modalità comunicative ed espressive del teatro e a questo scopo collabora con vari gruppi, con vari collettivi quali LabX, Doppia Lab e Atopos. È fondatore di Nova Droga. Si tratta di un collettivo artistico impegnato nella ricerca volta alla commistione fra immagini, video, musica, azioni sceniche e nuova drammaturgia. Finalmente vorrei ricordare che Paolo Fagiolo nel 2013 ha recitato proprio per una nostra conferenza dall'edizione italiana del romanzo Hotel Savoy di Joseph Roth in occasione della presentazione del libro, e nel 2005 ha recitato alcuni brani di Christine Lavand in occasione del suo centenario di nascita. E fra poco avremo il piacere di ascoltare le sue recitazioni delle poesie più famose del grande Paul Celan. Grazie ancora Paolo Fagiolo di aver accettato il nostro invito per questa serata. È un piacere, è veramente un piacere, anche perché è un autore che ho sempre amato. Sì, anche noi. Introdotte e commentate saranno le poesie da Elena Poledri. Conoscete la mia collega, è professoressa di letteratura tedesca e austriaca e mia vicepresidente dell'Associazione Biblioteca Austriaca. Buonasera Elena, ti ringraziamo dell'ideazione di questa serata. E prima di passarti la parola vorrei ricordare un'altra volta il nostro pubblico di tenere spenti videocamere e microfoni proprio per assicurare la stabilità della connessione. Vi auguro una bellissima serata e passo la parola a te Elena. Grazie, buona serata. Grazie, buonasera a tutti. Prima di iniziare chiedo a tutti se sono visibili le slide che ci accompagneranno in questo viaggio attraverso Celan. Le vediamo. Le vedete? Sì. Ok, va bene. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti numerosi. Come dicevo, sarà un commento e lettura per cui io e Paolo ci alterneremo nella voce,
perdonerete le differenze che purtroppo si rimarcheranno e poi alla fine lasceremo spazio a domande o semplici interventi che vorranno venire da voi. La poesia, essendo manifestazione del linguaggio e per sua essenza quindi dialogo, può essere un messaggio nella bottiglia, abbandonato in mare nella convinzione, certo non sempre sorretta da grande speranza, che qualche giorno, in qualche luogo, possa approdare a una spiaggia, alla spiaggia del cuore forse. Così affermava Celan nel discorso tenuto nel 1958 in occasione del conferimento del premio della città di Brema. Poesia significava per lui, nonostante tutto e prima di tutto, un dialogo con coloro che volessero mettersi in ascolto e lasciarsi interpellare e provocare dai suoi versi. Per questo motivo non rinunciava a leggere in pubblico le sue poesie. Oggi percorreremo con l'aiuto di Paolo Fagiolo, che da molti anni collabora con l'Associazione Biblioteca Austriaca e ci aiuta a leggere i nostri scrittori e poeti, alcune tappe della sua vita lacerata dalla Shoah e della sua opera, che fino alla fine non smise mai di essere Gedenken, commemorazione e testimonianza. Paul Ančer nasce il 23 novembre 1920 a Černovic, cittadina della Bucovina, una regione che fino al 1918 era parte del Vielvölkerstaat, della realtà multietnica e plurilingue dell'impero asburgico. Ma quell'esperimento di Europa, un luogo in cui vivevano uomini e libri, la definiva Celan, era destinato a scomparire presto. La città, oggi Ucraina, passò dall'occupazione rumena a quella sovietica, quindi venne occupata dalle truppe naziste. La famiglia Ančer apparteneva alla minoranza ebraica di lingua tedesca. Paul frequentò prima le scuole tedesche, per poi passare al liceo di lingua rumena. Poi, partito per studiare in Francia medicina, con l'inizio della guerra dovette tornare a Černovic e si iscrisse a romanistica. Lo studio della medicina infatti era interdetto agli ebrei. Lavorava come traduttore dal russo per i sovietici. Poi, a giugno del 1941, migliaia di cittadini ebrei furono deportati prima dai sovietici in Siberia. Quindi, a luglio, la Romania entrò in guerra a fianco di Hitler e fu imposta la deportazione di tutti i cittadini ebrei, tra cui la famiglia Ančer. Paul sopravvisse ai 18 mesi trascorsi ai lavori forzati nel campo di Tabaresti. Nell'autunno del 1942 apprese della morte della madre, assassinata con un colpo di pistola alla nuca. Più tardi, del padre morto di tifo. Alla fine della guerra si trasferirà a Bucarest, dove lavorerà come traduttore dal francese, russo e inglese e cambierà il suo nome ricorrendo all'anagramma Celan. Il trauma della Shoah fa diventare presto la sua poesia un Gedenken, un Andenken, un Andacht. Nel dare voce alle vittime delle Shoah assolveva un dovere morale, a un bisogno profondo. Contravvenendo al divieto di Adorno, secondo cui scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie, Celan non rinunciò mai a fare memoria in versi. In fiocchi neri, nel paesaggio innevato, costante della lirica celaniana, il ghiaccio è rosso del sangue dei defunti, la neve brucia ed è nera di fuliggine, come il latte in fuga di morte. Un Blatt, foglio e foglia in tedesco, porta la notizia della morte della madre in un campo di sterminio in Ucraina. Nel nominare Giacobbe e il canto del cedro viene commemorato anche il padre, convinto sionista, ma soprattutto l'intero popolo ebraico, la cui persecuzione ha radici lontane,
nell'atamano che trucidò in Ucraina gli ebrei. I soli si oscurano ed è la madre che dialoga con il figlio, invocando per sé uno scialle, per coprirsi dal freddo, uno scialle di poesia che Celan continuerà a tessere per tutta la vita, per lei e le altre vittime sepolte dalla neve. Fuga di morte, uscita per la prima volta in versione rumena con il titolo Tangul Morti nel 1947, è la lirica più nota di Celan, in cui con quel noi, ripetuto con insistenza, il poeta condivide il destino del suo popolo, condannato a bere latte nero, a scavare fosse e a cantare e suonare per il suo boia, che mentre impugna la cinghia e aizza i mastini, indifferente al dolore di quegli uomini meno di bestia ai suoi occhi, pensa alla sua amata, che porta il nome della Margarete del Faust, simbolo di quegli ideali classici di classicismo, di ideali di umanità negati dal nazismo. E scrive in Germania, un luogo che solo un'unica altra volta Celan nominerà nella sua lirica, in Wolfsbone, che ascolteremo dopo. I capelli biondi di Margarete contrastano con quelli di Cenere di Sulamit, simbolo dell'amore nel Cantico dei Cantici, ma ora condannata a salire come fumo con tutto il suo popolo tra le nubi, dove finalmente non si sarà più stretti. Celan, nel 1952, al convegno di Nindorf, reciterà questa poesia insieme a Conta le mandorle, manifesto della poetica celaniana, in cui la mandorla è simbolo degli ebrei. Sulla verga di Aronne spuntarono fiori di mandorlo. Il sapore amaro è quello delle erbe consumate durante la Pasqua ebraica. Lo stare desti rimanda al monito che Dio rivolge al profeta Geremia. Ma la mandorla è anche un'unità di misura, di un dolore contato ma non quantificabile. Ed è ancora la forma dell'occhio della madre, perduta e invocata, a cui il poeta continua nel ricordo a tessere lo scialle con i suoi versi, per ridarle dignità, un nome e un'identità, mentre la vede andarsene a braccetto con la morte nel silenzio della sera. Ecco, Paolo. Il microfono però devi accendere. Ok. Fiocchi neri. Neve è caduta, senza luce. È già una luna o due che l'autunno, sotto tonaca di frate, ha portato un messaggio anche a me, una foglia dai pendii di Ucraina. Pensa che è inverno anche qui, ora, per la 1000ª volta, sulla terra dove scorre il fiume più vasto, sangue celeste di Giacobbe, benedetto da asce, ghiaccio di un rosso non terrestre, guada il loro atamano con tutte le salmerie verso soli che s'oscurano. Figlio, uno scialle che mi ci avvolga quando scintilla Delmi, quando la rosea lastra si spacca, quando polvere di neve si fanno le ossa di tuo padre, sotto gli zoccoli stritolato il canto del cedro. Uno scialle, solo un piccolo scialle da custodire. Adesso che tu impari a piangere, accosto a me la ristrettezza del mondo, che non sarà mai verde, figlio mio, per tuo figlio. L'autunno, madre, mi è sanguinato via. La neve mi ha bruciato. Ho cercato il mio cuore perché piangesse.
Ho trovato il soffio dell'estate. Sì, era come te. Mi sono venute le lacrime. Ho tessuto quel piccolo scialle. Fuga di morte. Nero latte dell'alba, lo beviamo la sera. Lo beviamo a mezzogiorno e al mattino. Lo beviamo la notte. Beviamo e beviamo. Scaviamo una tomba nell'aria, là non si giace stretti. Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti, che scrive all'imbrunire in Germania i tuoi capelli d'oro, Margarete. Lo scrive ed esce dinanzi a casa e brillano le stelle e fischia ai suoi mastini, fischia ai suoi ebrei, fa scavare una tomba nella terra, ci comanda: ora suonate alla danza. Nero latte dell'alba, ti beviamo la notte, ti beviamo al mattino e a mezzogiorno, ti beviamo la sera, beviamo e beviamo. Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti, che scrive all'imbrunire in Germania i tuoi capelli d'oro, Margarete, i tuoi capelli di cenere, Sulamit. Scaviamo una tomba nell'aria, là non si giace stretti. Lui grida: vangate più a fondo il terreno voi, e voi cantate e suonate. Impugna il ferro alla cintura, lo brandisce, i suoi occhi sono azzurri. Spingete più a fondo le vanghe voi, e voi continuate a suonare alla danza. Nero latte dell'alba, ti beviamo la notte, ti beviamo a mezzogiorno e al mattino, ti beviamo la sera. Beviamo e beviamo. Nella casa abita un uomo, i tuoi capelli d'oro, Margarete, i tuoi capelli di cenere, Sulamit. Lui gioca con i serpenti, lui grida: suonate più dolce la morte è un maestro tedesco. Lui grida: suonate più cupo i violini, e salirete come fumo nell'aria, e avrete una tomba nelle nubi, là non si giace stretti. Nero latte dell'alba, ti beviamo la notte, ti beviamo a mezzogiorno. La morte è un maestro tedesco. Ti beviamo la sera e la mattina, beviamo e beviamo. La morte è un maestro tedesco, il suo occhio è azzurro. Nella casa abita un uomo, i tuoi capelli d'oro, Margarete. Aizza i suoi mastini contro di noi, ci regala una tomba nell'aria. Gioca con i serpenti e sogna la morte. È un maestro tedesco. I tuoi capelli d'oro, Margarete, i tuoi capelli di cenere, Sulamit. Conta le mandorle. Conta le mandorle. Conta ciò che era amaro e ti teneva a desto. Contaci me. Cercavo il tuo occhio quando lo aprivi e nessuno ti guardava. Filavo quel filo segreto sul quale la rugiada che tu pensavi scivolava giù alle brocche, che una sentenza che non trovò il cuore di alcuno protegge. Là solo entravi interamente nel nome che è tuo. Muovevi il passo con piede sicuro verso di te. Oscillavano i battagli liberi nella cella del tuo silenzio. Ti raggiungeva l'intraudito. Cingeva anche te col braccio ciò che è morto. E andavate in tre per la sera. Fammi amaro. Contami tra le mandorle. Nel dicembre del 1947 Celan fugge a Vienna
dove si fa apprezzare dall'ambiente delle avanguardie, pubblicando sulla rivista Plan le sue prime poesie. Nella primavera conosce una giovanissima Ingeborg Bachmann, che pochi giorni dopo scriverà ai genitori: «La mia stanza ora è un campo di papaveri, poiché ama sommergermi con questi fiori». Con il titolo della raccolta Papavero e Memoria, Celan rappresenterà l'inconciliabile dicotomia tra l'ebbrezza dell'esperienza amorosa e il dovere di fare memoria, che lacererà questa relazione impossibile tra un ebreo fuggito allo sterminio e una giovane donna carinziana, il cui padre nel 1932 era stato iscritto al Partito Nazionalsocialista. Con i fiori le regala anche la poesia in Egitto. Le scrive: «Tu sei il fondamento della mia vita, anche perché sei e resti la giustificazione del mio dire». Nella lirica Inge è la straniera e il poeta ripete a se stesso i comandamenti che deve rispettare. Mai dovrà prescindere nell'istante intimo dell'amore con quella straniera dalla commemorazione del popolo ebraico, e l'occhio dell'amata sarà chiamato a piangere le lacrime del lutto per Ruth, Noemi, Miriam. In Corona, la poesia emblema di questa relazione, Celan ricorre come in fuga di morte al linguaggio musicale, proprio come il segno musicale che prolunga una nota o una pausa. Corona rappresenta un istante d'amore prolungato e sospeso, in cui l'occhio scende al sesso dell'amata. Zum Geschlecht der Geliebten, ma Geschlecht in tedesco significa anche stirpe e rievoca anche il popolo ebraico, da cui il poeta non può prescindere nemmeno nell'istante d'amore. Ciò che gli amanti si dicono è perciò oscuro, e l'amore unisce l'ebbrezza dei papaveri con la memoria di quell'autunno in cui le foglie avevano portato la notizia della morte della madre. La polissemia è anche nel titolo. La corona, il tempo sospeso dell'amore, è anche corona di spine e dolore. Alla promessa della pietra che fiorisce e alla fiducia di mostrarsi in pubblico senza vergogna per quell'amore scandaloso segue però la partenza di Celan per Parigi, che segna l'inizio di uno scambio epistolare intenso che si protrarrà fino al 1961. Nel 1952 i due si rivedranno al convegno del gruppo 47 a Niendorf, quindi un nuovo allontanamento. Celan è offeso per i silenzi della poetessa di fronte alle critiche antisemite di Richter e i suoi colleghi, che avevano definito il tono patetico e declamatorio della sua lettura alla Goebbels. Nel 1957 i due si rincontreranno, per caso, a Wuppertal, e il 14 di ottobre trascorreranno la notte in un albergo, a Köln, nella strada Am Hof. Al ritorno Celan è disposto a lasciare la moglie, la inonda di poesie, tra cui Bianco e Leggero, in cui gli amanti si identificano con onde di sabbia bianca e leggera trasportata dai raggi del vento, che si scaglia contro gli scogli di schiuma di luce. Ma le dune a forma di falce sono anche onde di quel deserto in cui per 40 anni il popolo di Israele ha vagato prima di giungere alla terra promessa. In Köln am Hof viene internato l'istante della Herzzeit, del tempo del cuore, in cui poeti, esule e perduta, diventano i sognati che per un attimo sono daheim, a casa. Per un istante lo sradicamento del poeta senza patria e il disorientamento della poetessa perduta vengono meno. Inge risponderà prima col silenzio a quelle lettere e poi lo intimerà a restare con la famiglia, anche se si incontreranno ancora 2 volte a casa di lei a Monaco, finché nel 1958
iniziata la relazione con Max Frisch, Bachmann porrà fine al suo rapporto con Celan, restando sempre però in contatto epistolare con lui e legandosi anche alla moglie Giselle. Corona. L'autunno mi mangia la sua foglia dalla mano. Siamo amici. Sgusciamo il tempo dalle noci e gli insegniamo a camminare. Il tempo fa ritorno nel guscio. Nello specchio è domenica. Nel sogno si dorme. La bocca dice il vero. Il mio occhio scende al sesso dell'amata. Ci guardiamo, ci diciamo cose oscure. Ci amiamo l'un l'altra come papavero e memoria. Dormiamo come vino nelle conchiglie, come il mare nel raggio di sangue della luna. Abbracciati alla finestra, ci guardano dalla strada. È tempo che si sappia. È tempo che la pietra si degni di fiorire, che all'inquietudine batta un cuore. È tempo che sia tempo. È tempo. In Egitto. Tu devi dire all'occhio della straniera, sì, acqua. Tu devi, quelle che sai nell'acqua, cercarle nell'occhio della straniera. Tu devi evocarle all'acqua. Ruth, Noemi, Miriam. Tu devi adornarle se ti giaci con la straniera. Tu devi adornarle coi capelli a nube della straniera. Tu devi dire a Ruth e Miriam e Noemi, vedete, io dormo con lei. Tu devi, giacendo, ornare la straniera nel modo più bello. Tu devi ornarla con il dolore per Ruth, per Miriam e Noemi. Tu devi dire alla straniera, vedi, io ho dormito con costoro. Bianco e leggero. Dune a falce, in numeri, all'ombra del vento, 1000 volte. Tu e il braccio con cui nudo crebbi verso di te, perduta. I raggi ci soffiano a frotte. Noi portiamo lo splendore, il dolore e il nome. Bianco, ciò che si muove in noi, senza peso, ciò che scambiamo. Bianco e leggero, lascialo vagare. Le lontananze, prossime alla luna, come noi, costruiscono lo scoglio contro cui il vagante si infrange. Raccolgono schiuma di luce e onda che impolvera. Il vagante dallo scoglio fa cenno alle fronti, fa cenno di venire, che ci prestarono per il riverbero, le fronti. Rotoliamo con loro fin là, riva di fronti. Dormi ora, dormi. Gira il mulino di mare, chiaro ghiaccio e inascoltato, nei nostri occhi. Colonia, Am Hof. Tempo del cuore. Stanno in piedi, i sognati per la cifra della mezzanotte. Qualcosa parlò nel silenzio, qualcosa tacque, qualcosa andò per la sua strada.
esule e perduta, erano a casa. Voi duomi non visti, voi torrenti inascoltati, voi orologi sprofondati in noi. Nel 1952 Celan sposa la pittrice Gisèle Letrange, appartenente all'alta aristocrazia parigina. Dopo la morte prematura del primo figlio François, nel 1955 nasce Eric e Paul diventa cittadino francese. Lavora come traduttore dall'inglese, francese, spagnolo, italiano e pubblica la sua seconda raccolta, Di soglia in soglia, von Schwelle zu Schwelle, che dedica a Gisèle. Il titolo della raccolta sottolinea il carattere liminale della sua poesia, della sua condizione eternamente precaria. Il suo vivere è abitare uno zwischen, tra mondi, lingue, culture, presente, passato, vivi, morti, e il suo stato di sradicamento, la sua Heimatlosigkeit. Così gli aveva insegnato Martin Buber. Sempre l'uomo passa attraverso due porte, esce da questo mondo ed entra nel mondo a venire, e ancora entra ed esce. Con alterna chiave, il poeta è chiamato a trovare le chiavi per aprire le porte dietro cui fluttua la neve del taciuto. La neve, che per Celan è la coltre che copre la madre perduta sui pendii dell'Ucraina. Quel taciuto è il silenzio opprimente della morte, senza lutto. La chiave giusta per aprire la trova nella misura del suo stesso dolore, del sangue che sgorga dagli occhi e dalla bocca. Una volta aperta la porta, la neve si addensa attorno alla parola, alla sua poesia che non potrà più sfuggire da questo compito. In rimembranza, Andenken, titolo ripreso da un inno di Hölderlin, il confronto con il quale si fa sempre più decisivo nella sua opera, insiste sul ruolo della commemorazione della poesia. Il cuore dell'io poetico deve sfamarsi di fichi, laddove il fico viene evocato nell'accezione hölderliniana come immagine di morte. In Mnemosine si legge: all'albero di fichi il mio Achille mi è morto. La scrittura è allora Andenken e mai deve dimenticare. L'occhio a mandorla del morto, la poesia viene scritta un anno dalla morte del figlio François. In Sprich auch du, parla anche tu, Celan sviluppa una poetica dell'ombra e della poliedricità. Afferma che la densità e polissemia della parola poetica devono essere tali che in essa il no e il sì non siano mai separati. La simbiosi di vita e morte è condizione ed essenza della poesia. Il sole deve sempre accompagnarsi all'ombra. Così scrive nella risposta a un questionario della libreria Flinker. Pur nella totale e irrinunciabile poliedricità dell'espressione, ciò che preme a questo linguaggio è di essere preciso. Esso non trasfigura, non poetizza, esso nomina e instaura. Cerca di delimitare il campo del possibile e del dato. Ma quando il tu si spoglia dell'ombra, ecco che riesce a farsi filo, metafora frequente, filamenti di sole, e a fare scendere una stella che va a specchiarsi nella risacca delle parole erranti. In Sprachgitter, raccolta pubblicata nel 1959, il titolo, come afferma lo stesso Celan, è ambivalente, sì, polivalente. Nicht Sprech, sondern Sprachgitter, non grata del parlare ma del linguaggio.
Con il termine, il poeta intende indicare, cito, l'elemento esistenziale, la difficoltà di parlarsi, di dialogare. Nella poesia omonima, gli occhi dietro le sbarre ricordano quelli della pantera di Rilke, imprigionata. Sono occhi che rischiano di perdere la facoltà di farsi parola. Sono occhi che si fanno sempre più estranei e ricolmi di silenzio. E con il silenzio e l'oscurità, ecco che vengono ad impregnarsi sempre più i versi di Celan. Così, in Tenebre, vengono riscritti i seguenti versi di Patmos di Hölderlin. È vicino, è difficile da comprendere il Dio. Il popolo ebraico, nel dolore e nelle tenebre, si è avvicinato a Dio, ma non è più il popolo a doverlo e a poterlo pregare. È Dio stesso che viene invitato a pregare il popolo ebraico, che se ne è alzato fino a lui con la sua sofferenza. Se Hölderlin scriveva «Ma dove è il pericolo cresce anche ciò che dà salvezza», Celan afferma che il popolo ebraico ha trovato nel sangue e non nella salvezza l'immagine di Dio, un sangue che hanno dovuto bere senza possibilità di scampo. Con alterna chiave. Tu schiudi la casa dove la neve volteggia delle cose taciute, a seconda del sangue che ti sprizza da occhio, bocca e orecchio. Varia la tua chiave, varia la tua chiave, varia la parola, cui è concesso volteggiare coi fiocchi, a seconda del vento che via ti spinge, s'aggruma attorno alla parola, la neve. Rimembranza. Sia nutrito di fichi il cuore, in cui l'ora si rammenta, dell'occhio a mandorla del morto. Sia nutrito di fichi, scoscesa nell'alito del mare, là naufragata, fronte, sorella degli scogli, e arricchito dai tuoi bianchi capelli, il vello della pascolante nube. Parla anche tu. Parla anche tu. Parla per ultimo. Di la tua. Parla, ma non separare il no dal sì. Dà al tuo detto anche il senso. Dagli ombra. Dagli ombra che basti. Dagliene tanta, quanta tu sai ripartita intorno a te, tra mezzanotte e mezzogiorno e mezzanotte. Guarda in giro. Vedi come intorno è vivo. Alla morte. Vivo. Dice il vero chi dice ombra. Ora però si restringe il luogo dove stai. Dove adesso, spogliato dell'ombra? Dove? Sali. Tasta in alto. Più sottile diventi. Più irriconoscibile, più fine. Un filo sul quale vuole scendere la stella per nuotare giù, giù, dove lei si vede brillare nella risacca di parole erranti. Grata per parlarsi. Tondo d'occhi tra le sbarre. Palpebra.
tremolante animale che rema in alto, lasciando libero uno sguardo. Iride, nuotatrice, torbida e senza sogni. E il cielo, grigio cuore, non sarà lontano. Obliqua, nella bussola di ferro, la scheggia scintillante. Nel senso della luce, indovini là. Fossi io come te, fossi tu come me, non restammo forse sotto lo stesso vento dell'est. Siamo estranei, le mattonelle, sopra, l'una stretta accanto all'altra, le due, pozze, grigio cuore, due, bocconi di silenzio. Tenebre. Siamo vicini, Signore, vicini e afferrabili, già afferrati, Signore, gli uni agli altri abbrancati, quasi fosse il corpo di ciascuno di noi, il tuo corpo, Signore. Prega, Signore, pregaci. Siamo vicini. Andavamo sghembi laggiù. Andavamo laggiù per curvarci, su conca e cratere. Andavamo all'abberevatoio, Signore. Era sangue, era ciò che hai versato, Signore. Splendeva. Ci scagliò la tua immagine negli occhi, Signore. Occhi e bocca restano aperti e vuoti, Signore. Abbiamo bevuto, Signore, il sangue e l'immagine che era nel sangue, Signore. Prega, Signore, siamo vicini. Nell'ottobre del 1959 il suo nuovo volume Sprachgitter è oggetto di un attacco durissimo sul Tagesspiegel. Il critico Blöcker definisce le poesie di Celan esercizi contrappuntistici su uno spartito, insinuando che la libertà che Celan si prende nei confronti della lingua tedesca sia da ricondursi, cito, alla sua origine. Celan interpreta l'attacco come segno della ripresa dell'antisemitismo e risponde con la poesia Wolfsbohne, che spedita allo Almanach non fu mai pubblicata. Celan la considererà troppo privata. A Bachmann scriverà, mandandole la recensione: chi scrive su Fuga di morte ciò che scrive questo Blöcker profana le tombe. Anche mia madre ha solo questa tomba, riferendosi alla poesia. Il titolo Wolfsbohne, bacca di lupo, è il nome tedesco del lupino, nome che la madre preferiva usare. La sua fedeltà alla lingua tedesca viene ricompensata dai tedeschi in questo modo. La parola Wolfsbohne contiene peraltro la parola Wolf, ma il colpo decisivo Celan lo subisce a causa del cosiddetto affare Goll. La campagna diffamatoria che Claire Goll, moglie dello scomparso poeta Ivan Goll, iniziata già nel 96 e che sfocerà nel 1960 nell'accusa di plagio che la vedova gli muoverà sulla stampa. Celan aveva conosciuto Goll già nel 1949 a Parigi e aveva tradotto in francese le sue opere, che secondo la vedova poi avrebbe plagiato. Celan risponde a questa accusa infamante anche e non solo attraverso le poesie.
mobilità colleghi, scrittori, da Grass a Frisch a Bachmann, resta profondamente deluso per molti silenzi. Ed è così, in altri poeti e scrittori, che trova gli interlocutori ideali, in Hölderlin, in Büchner, in Mandelstam. Vede riflettersi la sua sorte. A Darmstadt, in occasione del conferimento del premio Büchner, nel famoso discorso del Meridiano, l'opera di Büchner fungerà da filo conduttore. Il poeta è come colui che cammina sulla testa e che ha il cielo come un abisso sotto di sé, come Lenz nella novella di Büchner. La poesia è definita qui Gegenwart, Atemwende, una controparola e una svolta del respiro. Viene paragonata al Viva il Re pronunciato nella morte di Danton da Camille per farsi uccidere dai rivoluzionari, dopo che costoro avevano ucciso il marito, e ridare con la sua morte così al suo uomo la dignità persa. Parla di una poesia che ancora non ammutolisce nella follia e nel silenzio, come Lenz, ma che è Atemwende, una interruzione, una cesura, una sospensione del discorso, ciò che toglie il respiro alla parola. Un luogo senza luogo, la chiama utopia, un confronto con l'abisso e l'oscurità. Il poeta si identifica poi in Hölderlin. La poesia Tübingen-Jena, scritta al ritorno da un viaggio a Tübingen, in cui Celan cercava conforto nell'amico Jens per l'accusa di plagio mossa da Clergol. È manifesto della condizione dei poeti nel dürftiger Zeit, in miseri tempi. La torre di Hölderlin a Tübingen, in cui il poeta trascorre più di 30 anni della sua vita ottenebrata, si moltiplica. La prospettiva del poeta è capovolta. Le torri, simbolo del poetare, non si elevano più verso il cielo, ma si immergono nell'acqua. Il poeta rischia di annegare, le parole di immergersi ed affogare. I gabbiani, simbolo della poesia libera e sublime, incarnata per Zela da Mandelstam, non volano più alti, sopra le gru, non si librano più come il frullo delle loro ali, circondano le torri che tentano disperatamente di tenersi a galla. Per Lenz e Hölderlin, che camminano a testa in giù, il ricordo dell'origine del Reno si fa sempre più debole. E se oggi uno di questi poeti tornasse a parlare nel presente, scrive Zela, non sarebbe più accolto come un profeta, ma le sue parole risuonerebbero incomprensibili alle orecchie dei contemporanei, un balbettio, un pallacch, pallacch, così ripeteva il poeta folle nella torre, un immer zu, così pronunciava il folle Wojciech di Büchner dopo aver ucciso la sua amata. Bacca di lupo. Metti il battente, Cin. Sono rose in casa. Ci sono 7 rose in casa. C'è il 7 lumi in casa. Nostro figlio lo sa e dorme. Lontano a Mikhailovka, in Ucraina, dove mi hanno ucciso padre e madre. Cosa là fioriva, cosa là fiorisce? Quale fiore, madre, là ti fece male con il suo nome? Madre, a te, che dicevi bacca di lupo, non lupino. Ieri uno di loro venne e ti uccise un'altra volta nella mia poesia.
Madre, madre, a chi ho stretto la mano quando con le tue parole andai in Germania? Ad Aussig, dicevi tu sempre, ad Aussig su l'Elba in fuga. Madre, là abitavano assassini. Madre, io ho scritto lettere. Madre, non venne risposta. Madre, venne una risposta. Madre, io ho scritto lettere a... Madre, essi scrivono poesie. Madre, non le avrebbero scritte se non ci fosse la poesia che io ho scritto per amor tuo, per amore del tuo Dio. Lodato, dicevi, sia l'Eterno e benedetto 3 volte. Amen. Madre, loro tacciono. Madre, loro tollerano che la perfidia mi diffami. Madre, nessuno chiude la bocca agli assassini. Madre, loro scrivono poesie. Oh, madre, quanto straniero il campo che porta il tuo frutto. Lo porta e nutre coloro che là uccidono. Madre, io sono perduto. Madre, noi siamo perduti. Madre, mio figlio che ti somiglia. Metti il battente. Ci sono rose in casa. Ci sono 7 rose in casa. C'è il 7 lumi in casa. Nostro figlio lo sa e dorme. Paolo, devi andare avanti. Ah sì. Con Tübingen gennaio. A cecità persuasi gli occhi. Il loro un enigma è il puro scaturire. Il loro ricordo torri Hölderlin galleggianti in un frullo di gabbiani. Visite di falegnami affogati con queste parole che si immergono. Venisse un uomo al mondo oggi con la barba di luce dei patriarchi, lui potrebbe, se parlasse di questo tempo, lui potrebbe solo balbettare e balbettare ininterrottamente, mente. Pallacz. Nel 1962 avviene il primo ricovero psichiatrico. A questo ne seguiranno altri. I rapporti con la famiglia si deteriorano. Nel 1966 Celan tenterà di colpire la moglie con un coltello. Seguiranno un altro ricovero e la separazione dalla famiglia, quindi un tentativo di suicidio fallito. Le poesie del ciclo Eingedunkelt, oscurato, ma non solo, raccontano di questa oscurità. Del ciclo Fadensonnen, che prende il nome da una poesia di Atemwende, composta il 27 novembre del 1963, I filamenti di soli, afferma Celan, là dove l'autoalienazione dell'essere umano cessa. Questi sono i filamenti di sole.
La poesia si fa sempre allora più indefinita e ineffabile. Nella poesia omonima i fili si librano sopra la desolazione grigia del reale. I fili e il tessere sono da fiocchi neri simbolo della poesia. I poeti, con i loro fili, intonano ancora dei Lieder, i canti della tradizione tedesca, quei canti che la storia aveva infangato, ma questi Lieder non sono più canti melodiosi, esprimono piuttosto pensieri ad altezza d'albero, laddove l'albero è da sempre, per Celan, cifra dei morti. Sono leader che intonano una nota di luce e che ci conducono al di là degli uomini, in un luogo oltre l'umanità annientata della Shoah. In E rose dal vento, che appartiene alla sezione Atemkristall, inserita nella raccolta Atemwende, svolta del respiro, pubblicata nel 1967 con incisioni di Giselle, domina il paesaggio artico e glaciale. È una poesia in cui la parola si trasforma in cristallo di respiro. Le nevi penitenti a forma di piramide splendono come cristalli, ma i colori svaniscono. La neve si fa ghiaccio, il ghiaccio pietra. Il ricorso ai minerali, al mondo inorganico, è una costante nel Terdo Celan. La poesia, Gedicht, Genicht, nega se stessa, fatica ad essere e a sopravvivere ai viaggi attraverso i paesaggi glaciali, tra crepacci e tempeste di neve. Eppure si addentra nei meandri ospitali e ancora non tace e continua ad essere Gedenken. Schneepart, parte di neve, sarà il titolo dell'ultima raccolta pubblicata in vita dal poeta. Filamenti di sole. Sopra lo squallore grigio-nero. Un pensiero ad altezza d'albero. Intona la nota di luce. Vi sono ancora melodie da cantare al di là degli uomini. Erose dal vento. Erose dal vento irradiante della tua lingua, le ciarle multicolori dell'acquisita esperienza, la mia poesia dalle 100 lingue, la vanesia. Alla fine di un turbine, libero il passo per la neve, dalle forme umane, la neve penitente, verso le ospitali stanze e tavole dei ghiacciai, in fondo al crepaccio dei tempi, accanto al favo di ghiaccio, la tua inconfutabile testimonianza, un cristallo solo del respiro. Aspetta. Oscurato. Il potere delle chiavi. La zanna governa, dai resti del Cretaceo, contro l'attimo mondiale. Irruzione dell'indistinto. Nel tuo linguaggio, lucore notturno, contro sortilegio più forte, da ignota, alta, marea corrosa, questa vita. Tot Nauberg. Aspetta un attimo. Ok. Ah, c'era qui il passaggio all'altra.
Sì, grazie. Il 24 luglio 1967 Celan fece una lettura delle sue poesie all'Università di Freiburg, di fronte a quasi 1000 spettatori. In prima fila ad assistere vi era anche Martin Heidegger, e pare che Celan ritrasse la mano nel momento in cui un fotografo tentò di immortalare lo storico incontro. Nello stesso luogo, nel 1934 Heidegger aveva pronunciato il suo discorso come rettore, nominato da Hitler. Il giorno successivo, il 25 luglio del 1967, Celan si recò nella baita di Heidegger a Todtnauberg, nella Foresta Nera, e nel libro degli ospiti scrisse: «Nel libro della baita, con lo sguardo alla stella della fontana, con la speranza di una parola nel cuore». I resoconti su quel pomeriggio sono piuttosto contraddittori, ma pare che invece della parola a dominare fu, cito, un doloroso silenzio. Da quel silenzio nacque la poesia Todtnauberg, in cui il poeta esprime la sua profonda delusione per la parola ventura di un uomo di pensiero. Una parola di pentimento di Heidegger che mai arrivò. In una versione successiva della poesia, Celan scriverà: «Da quando siamo un dialogo, in cui ci strozziamo, in cui io mi strozzo». Nel dicembre del 1967 giunse a Berlino tra i tedeschi. Si ricordò allora del primo arrivo in città dopo il lungo viaggio in treno da Czernowitz nel novembre del 1938. Visitò Berlino Ovest a 7 anni dalla costruzione del muro. Era stato invitato da Peter Zondi e Walter Hollerer e tenne 2 letture che riscossero un grande successo. Con Zondi visitò la città e i luoghi in cui Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg erano stati assassinati il 16 gennaio 1916. Era caduta tanta neve, faceva freddo. Scrisse la poesia Du liegst, tu giaci. Dopo aver osservato i fiocchi di neve cadere sulla città, Celan visita Berlino. Cammina lungo il Landwehrkanal, dove era stato gettato il corpo di Rosa Luxemburg. Si reca al memoriale del Plötzensee, dove ancora sono appesi i ganci da macellaio e i nazisti nel 1933 avevano assassinato 3.000 persone. Il mercatino di Natale, con gli addobbi svedesi colorati, esprimono un consumismo capitalista che convive accanto al terrore del passato, che persiste anche nel presente. Eden è l'hotel dove Liebknecht e Luxemburg passarono le ultime ore della loro vita. Il Landwehrkanal non fa rumore, nessuna speranza vi è in questa poesia. Il paesaggio tedesco è di morte e desolazione. Quel Nichts stockt, niente ristagna, è una libera ripresa dalla morte di Danton, in cui Lucille, di fronte alla morte del suo amato Camille, afferma che tutto dovrebbe fermarsi di fronte al dolore. La corrente della vita dovrebbe stocken, scrive Büchner, ma ciò non succede. Il 30 settembre 1969 Celan si reca a Gerusalemme. Leggerà le sue poesie a Tel Aviv e a Gerusalemme. Incontrerà vecchi amici di Czernowitz, tra cui Ilana Shmueli, con cui instaurerà negli ultimi mesi un toccante, intenso carteggio. Poi, il 21 marzo 1970, un mese prima di suicidarsi, andrà a Stuttgart e leggerà le sue poesie dal Lichtzwang al convegno della Hölderlin Gesellschaft per celebrare i 200 anni della nascita di Hölderlin. Farà poi una gita a Tübingen. Pochi giorni dopo
tra il 19 e il 20 aprile 1970 si getterà nelle acque della Senna. In casa verrà trovato aperto sul suo comodino un unico libro, la biografia di Wilhelm Michel, in cui Celan aveva sottolineato una frase con cui Clemens Brentano definiva Hölderlin un genio oscuro. Todtnauberg, arnica, eufrasia, il sorso della fonte con sopra il dado stellato, nella malga, la riga nel libro, quali nomi accolse prima del mio, la riga in quel libro inscritta d'una speranza oggi dentro il cuore per la parola ventura di un uomo di pensiero, umidi prati silvestri non spianati, orchidee selvatiche sparsamente, più tardi in viaggio, parole crude senza veli, chi guida l'uomo che anche lui ascolta, percorsi a mezzo i viottoli di tronchi sulla torbiera gonfia, umidore forte. Tu giaci tutto teso all'ascolto, attorniato di arbusti, di fiocchi. Va alla sprea, alla Havel, va ai ganci da macelleria, alle rosse stanghe di mele venute di Svezia. Arriva il tavolo con i doni e gira attorno a un Eden. L'uomo fu ridotto a un colabrodo, la donna dovette andar per acqua, quella Troia, per sé, per nessuno, per ognuno. Il canale della Landwehr non mormorerà. Nulla. Rista. Illeggibilità di questo mondo. Illeggibilità di questo mondo. Tutto doppio. I potenti orologi danno ragione all'ora spaccata. Rauchi. Tu, incastrato nel tuo più profondo, sorgi da te per sempre. Io bevo vino. Io bevo vino da 2 bicchieri e vado zampettando intorno alla cesura reale, come quel tale fece con Pindaro. Dio diapason, come uno dei piccoli, giusti. Dall'urna rotante cade il nostro numero. E questa è la frase che è stata trovata sottolineata accanto al comodino di Celan. A volte questo genio diventa oscuro e sprofonda nella fontana amara del suo cuore. Scusate, è stato un po' lungo, però io lascio la parola adesso ringrazio molto Paolo, senza il quale Celan oggi non avrebbe avuto questa splendida voce.
e quindi lo ringrazio proprio anche personalmente, non solo come vicepresidente dell'Associazione Biblioteca Austriaca. Lascio la parola sia alla collega Curia, alla Presidente, che anche se ci fossero, so che l'ora è tarda, però se avete delle domande da fare da me a Paolo, delle curiosità, insomma siamo qua. Sì, sì, apriamo la discussione. Vorrei chiedere a Frau Polledri, ovviamente le poesie di Paul Celan, ho visto anche qui che partono da una sintassi molto elaborata e poi diventa con gli anni, quando va avanti, una sintassi molto più tipica delle poesie del Novecento. Perché? Buonasera Matteo, mi fa sempre delle domande difficilissime. Probabilmente però è un'osservazione, più che una domanda, credo che sia un'osservazione che rivela come anche attraverso la voce che ha dato Paolo a Celan si è colta questa complessità che diventa sempre maggiore, e quindi è chiaro, ha osservato chiaramente che è sempre più novecentesco Celan, il primo Celan è molto vicino ancora alla tradizione dei poeti che lui legge durante l'infanzia, quindi dei classici di Rilke, avete visto il riferimento alla Pantera, e poi il linguaggio si fa sempre più disarticolato, sintaticamente complesso. Ecco, qua ci sono specialisti anche maggiori di me che potrebbero spiegare meglio, però non credo ci sia bisogno di spiegarlo. Credo che questa sia una prova, Matteo, di come ascoltando la poesia si coglie ciò che magari noi nel lavoro cerchiamo di comunicare in modo teorico, invece lei lo ha espresso molto bene, cambia il linguaggio, c'è questa difficoltà, questo essere sempre sulle soglie del silenzio, del respiro, della cesura, che ha fatto notare, credo anche molto bene, con questa lettura che si fa sempre più frammentata e faticosa, che Paolo ci ha mostrato chiaramente il verso che non so se vuole dire qualcosa magari anche lui su questo. Sì, è evidente anche nel percorso che ci hai proposto, Elena, esattamente questa frammentazione del verso che forse anche in parte potrebbe raccontarci dell'impossibilità di una poesia o quantomeno di un'estetica della poesia dopo tutto quello che è successo, insomma, storicamente, insomma, tutti i passaggi storici attraversati da Paul Celan. Credo anche questo, ci sia una rinuncia consapevole, amara, che poi lo porterà anche al suo, che dimostra comunque un desiderio di abbandono, insomma. Ecco, credo che questo possa essere una ulteriore, come dire, lettura di questo progressivo spezzarsi, rendersi più difficoltoso del verso, ma anche di segnalare ogni parola che alla fine diventa quasi iconica e icastica anche, appunto, si separano talmente da diventare blocchi, pietre. Questo confermi questa densità della singola parola che per Celan è sempre pluristratificata da tante lingue che convergono proprio a dare questo significato, e mi piace che tu lo abbia colto dal lato di chi deve leggere, e si coglie questa icasticità, questa conicità. Sì, mi pare che effettivamente anche per chi le legge da studiosa, non da attore, sia la stessa cosa, sì. Sì, direi, come ne parlavamo proprio anche ieri quando ci confrontavamo sui testi, la versificazione ovviamente è fondamentale, insomma, il riportare una parola, un a capo di un verso, la fine di un verso in un certo modo ha un senso, e
le poesie, è vero, si leggono, ma anche si guardano in qualche modo, si guardano sulla carta. E quel nero che interrompe il bianco della carta, anche quello è parte della poesia. Vedo nella chat che qualcuno mette in luce questo aspetto della cesura. Sì, la cesura è proprio un aspetto che diventa sempre più importante. Credo che la prossima settimana Camilla Miglio, che è presente, credo che ce ne parlerà, anche perché nella evoluzione, insomma, musicale del linguaggio zelaniano questo aspetto diventa sempre più preponderante. Lui nel discorso del meridiano lo fa presente, ecco, però è evidente, ecco, non voglio andare troppo nello specifico, poi Camilla ci parlerà, penso, meglio anche di questi aspetti. Comunque sì, per rispondere, la cesura sì, è sempre più... E poi la grafica, ha ragione Paolo, vengono scritte in un certo modo, pubblicate in un certo modo, quindi la grafica è molto importante, gli spazi bianchi e i puntini di sospensione non sono qualcosa di così di accessorio per Celan. Vedo che nella chat ci sono anche delle studentesse di Camilla che mi dicono che stanno parlando proprio della dimensione musicale, e penso che qui lascerò parlare Camilla su questo aspetto, però credo che si sia colto anche nella lettura musicale, oppure di una musicalità un po' particolare che non è melodia, ma questo ne parlerà lei, insomma. Altre domande o osservazioni?